Buongiorno, benvenuti, siamo qui nel Castello di Gorizia, nella Sala del Conte, per parlarvi del progetto Porphase Agenda Urbana, la guida multimediale del castello. Infatti, come vedete, nelle mie mani ho il tablet che permetterà al visitatore che viene a vedere il nostro splendido maniero di poter utilizzare un percorso guidato. I tablet, lo sottolineo, sono un servizio gratuito che viene dato al turista che cede al maniero. Avrà la possibilità di scegliere 4 percorsi, under 14, over 14, un percorso standard e poi un percorso più elaborato per chi già conosce la storia del nostro Castello di Gorizia. Questo progetto è un progetto estremamente importante che è stato finanziato dalla programmazione comunitaria 2014-2020 ed è un esempio concreto di quello che si può ottenere sapendo utilizzare i fondi strutturali. La seconda parte del progetto è il percorso multimediale, quindi il secondo step. Stiamo pensando entro febbraio del 2022 saremo in grado di avere proprio un percorso multimediale spinto. Avremo una sala che sarà dedicata, avrà delle sedute particolari, delle poltroncine, ci saranno dei visori particolari dove chi verrà a vedere il castello potrà immergersi nella realtà immersiva, ovvero potrà rivivere qual era la vita nel castello nell'Ottocento. In più ci saranno altre chicche come i quadri che si animeranno e parleranno tra di loro. Avremo anche delle teche oleografiche, quindi verranno rappresentati degli oggetti all'interno proprio come se fossero veri e tante altre cose. Il prossimo anno, indicativamente a febbraio, avremo l'inaugurazione e questa è l'importanza di quello che ci ha dato il programma operativo Porphase. Quindi noi puntiamo molto sulla parte multimediale perché vogliamo che chi verrà a visitare il castello abbia un valore aggiunto, cioè sia colpito da quello che troverà fisicamente, ma da quello che potrà anche trovare grazie alle tecnologie multimediali.